Mi hanno ordinato di pentirmi. Ma io non so di che pentirmi. E non voglio pentirmi. La Chiesa non è pronta. Per questo. Vi ho fatto convocare in segreto per indagare su certi dipinti che offendono le rappresentazioni sacre nelle nostre chiese romane. Caravaggio è un pittore eccelso. 4 anni fa si è macchiato di un grave delitto. Uccise un uomo. Che ti preme di tanti Cristi in croce? Che vorrei fissarmi qui. Amava dipingere il vero, Meretrici? Briganti? il dolore dell'umanità, Non possono, aspettano. Non sono io che fa aspettavo. i miserabili. Sarò anche una povera puttana, ma sono diventata la madre di Dio. Tu e voi tutti dell'Accademia intera non avete occhi per vedere quel ritratto. Ma io non vi sfido. Non vi vedo! Solo un uomo tormentato come Michele poteva creare questo capolavoro. Caravaggio è un pittore meraviglioso. È la sua vita che è sporca. La verità è solo quella riportata nelle sacre scritture. Ne siete consapevoli? Cosa volete? La rinuncia alla vostra arte. La mia vita è la pittura. Se me la togliete, mi togliete la vita.